Ben ritrovati in diretta, terzo giorno di Fiera Cavalli 2021, ancora in diretta qui dal padiglione 5 e dallo stand di Fise Veneto per parlarvi di un altro importante progetto che coinvolge in qualche modo Fise Veneto e poi ne parleremo nel corso di questa diretta insieme, e per farlo vi presento subito i miei ospiti. Ho il piacere di avere qui con me Edward von Freeman, fondatore della Fondazione Gaia von Freeman. Buongiorno e ben trovato. E do il benvenuto anche ad Andrea Cartoni Spinelli, presidente della stessa fondazione. Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Allora, raccontiamo subito a casa. La Fondazione Gaia von Freeman nasce proprio dalla volontà di Edward, il papà di Gaia, che non c'è più dal 22 dicembre 2019. Nel ormai noto incidente di Corso Francia a Roma, Gaia ha perso la vita insieme all'amica Camilla, e questo fatto tragico però ha portato alla nascita di questa fondazione che fa un lavoro davvero molto importante nel tema della prevenzione. E allora lo faccio raccontare proprio ad Andrea, il presidente della fondazione. Com'è nata la fondazione? Insomma, cominciamo a raccontarlo. La Fondazione Gaia von Freeman, intanto volevo ringraziarvi tutti per l'ospitalità, per l'invito, per la gentilezza e anche la sensibilità di coinvolgerci in questi eventi. Per noi è un onore, è importantissimo anche per il raggiungimento delle nostre finalità, arrivare a più persone possibile, quindi volevo ringraziarvi, volevo ringraziare Fise Veneto, la presidente Campese e soprattutto anche Fabrizio Cecchin della Fise Veneto, che abbiamo conosciuto in un evento di endurance dedicato proprio a Gaia, si chiamava proprio il Gaia Endurance Tour, nella splendida cornice dell'Arezzo Equestrian Center, e lo volevo ringraziare di cuore per averci coinvolto. La Fondazione Gaia von Freeman nasce dall'idea di quest'uomo che è Edward von Freeman, il papà di Gaia. Come vedete, quest'uomo è in carrozzina perché nel lontano 2011 ha avuto un gravissimo incidente che lo ha costretto appunto a vivere su una sedia a rotelle. Ha avuto una lesione del midollo e ora si trova in queste condizioni. Questo non gli ha fatto perdere la forza, non ha mai perso il sorriso e non ha mai perso la volontà di aiutare il prossimo. Lo faceva con il supporto della figlia Gaia, che purtroppo è venuta a mancare, come sapete tutti, nel dicembre del 2019 nel tragico e purtroppo noto incidente di Corso Francia che l'ha portata in cielo insieme all'amica Camilla. Anche dopo questo evento Edward non si è perso d'animo ed è nata in lui un'irrefrenabile voglia di riscatto, di dare il supporto e l'amore che ha ricevuto dalla figlia e da chi gli è stato vicino dopo anche questo ultimo tragico incidente, per aiutare chi come lui ha avuto a che fare con questi scherzi della vita. Anche lui li chiama scherzi della vita proprio perché riesce in un modo incredibile a anche sdrammatizzarli e cercare sempre di trovare una forza di andare avanti, e la forza gliela dà in questo momento, e spero per più a lungo possibile, la Fondazione Gaia von Freeman, che si occupa appunto di assistere le famiglie delle vittime della strada, i gravi infortunati e i diversamente abili. In che modo lo fa? Offrendo un servizio di assistenza psicologica gratuita e legale gratuita. Questo è un aspetto molto importante, Sì. no? Perché spesso appunto quando accadono questi fatti si rinuncia anche ad avere uno supporto psicologico, perché a volte insomma si pensa sia una cosa che è secondaria. In realtà con la fondazione riuscite a dare anche questo sostegno. Riusciamo a darlo grazie a esperti del settore, anche volontari, psicologi davvero sensibili e vicini alle nostre finalità, e quindi sì, assolutamente è fondamentale il supporto psicologico. Come dicevo prima, oltre a queste finalità la Fondazione agisce anche in chiave preventiva, andando nelle scuole, cercando di comunicare, di sensibilizzare i giovani soprattutto sui temi toccati dalle nostre attività, quindi sulla sicurezza stradale in primis e sull'inclusione nei confronti di diversamente abili. Un altro tema fondamentale secondo noi, soprattutto perché sviluppando una sensibilità del genere inclusiva
si vive meglio sicuramente. Edward, Gaia non c'è più da quel maledetto 22 dicembre 2019, il mese prossimo saranno 2 anni. Vorrei che ci raccontasse chi era Gaia. Allora, dico sempre che Gaia era Gaia di nome e di fatto, una ragazza molto solare, gioiosa, e amava proprio la vita, sportiva, molto sportiva, andava a cavallo, canottaggio, e nuoto e soprattutto la pallavolo. Era in una squadra di agonismo e era molto amata dai suoi amici, dai suoi compagni, anche compagni di classe. Gaia, da quando ebbe l'incidente il 19 luglio del 2011, Gaia aveva appena 6 anni e mezzo ed fu traumatizzata da questo incidente, tant'è vero che oltre ad andare da psicologi c'è stato un momento in cui addirittura non mi voleva neanche più vedere, proprio perché prima io ero un atleta, praticavo triathlon, quindi la portavo sempre a sciare, facevamo tante cose insieme e pensava che non potessi, tantissimi viaggi insieme, soprattutto il giorno del suo compleanno, invece di regalare oggetti ci facciamo i nostri 5-7 giorni in giro per l'Europa. E quindi ecco, è stata mi ha spronato a trovare il modo di reagire dopo questo trauma, questo incidente, e quindi andai a Sestriera in una scuola per sci disabili e mi buttai giù su una discesa, la prima discesa, e senza cadere. E Gaia era dietro un albero, pensava che finissi male, almeno giù per terra, e invece è venuta, si è tolta gli sci, è venuta, mi ha abbracciato e mi ha detto: papà, tu sei un figo. E da lì praticamente è rinata, gli ha dato tanta sicurezza in più e ha capito che pur non avendo delle gambe, il padre, l'importante è che aveva il cervello, che funzionava il cervello e tutto il resto. E lì è rinato pure un rapporto nuovo con Gaia. Lei ha detto: io mi sento un uomo molto fortunato. Sì. Perché? Perché è insolito sentirlo dire da una persona che ha vissuto così tante esperienze anche negative nella vita. Diciamo che ho avuto una seconda opportunità nella vita, perché mi avevano dato per morto. Io sono stato in coma per un mese e è stata una riabilitazione molto difficile, è durata un anno, con vari passaggi dal San Camillo, dall'ospedale San Camillo, da lì sono passato alla Montecatone, al centro riabilitativo, con vari passaggi difficili. Anche per 2 mesi sono stato immobile e quindi non riuscivo neanche a tirare su 1 chilo, quindi in palestra tutti i giorni con tanti sacrifici, però sono riuscito poi a uscire fuori e poter avere questa seconda opportunità di vita, perché come quando nasci stai prima attaccato a un cordone ombelicale, è la stessa identica cosa, paragonabile a quando sei intubato. Quando ti staccano i tubi ti insegnano a camminare, in questo senso a fare i trasferimenti dal letto alla carrozzina, dalla carrozzina al bagno, fare la doccia e tutto il resto. Quindi è come un bambino che ricomincia a rivivere, e quindi questa è stata la seconda opportunità di vita. Certo, il momento in cui, e poi avevo una figlia di 6 anni e mezzo, e quindi anche quello mi ha spronato a rimettermi subito in carreggiata. È chiaro che appena è successo questo dramma, penso è un dolore talmente immenso, dilaniante per qualsiasi genitore. E lei fuori onda, prima di cominciare la diretta di oggi,
mi ha detto non esiste un termine nella lingua italiana Sì. che racconti e che spieghi che cosa vuole dire rimanere senza una figlia. Sì, non c'è proprio un termine, perché se noi ci pensiamo un attimo, ci riflettiamo, possiamo dire vedovo, vedova, orfano, orfana, ma non c'è un termine per dire che hai perso una figlia o un figlio. Cosa scatta? Cioè, qual è la molla che ti fa mettere in piedi una fondazione dopo un evento così tragico? Qual è la molla? Cosa scatta? Dovevo trovare la motivazione per andare avanti, perché per me era un castello che era crollato, cioè proprio a me dico, cavolo, ho dato tutto me stesso per riprendere questo cammino, questa vita. La vita è sempre preziosa, quindi cerchi di sfruttarla al massimo, siamo tutti di passaggio. E avendo poi avuto questa disgrazia, questa tragedia, per 4 giorni non ho voluto vedere e sentire nessuno. Dopo questi 4 giorni è come se avessi avuto un'illuminazione, quella di costituire questa fondazione per sentire Gaia vicino, quindi questo dolore immenso e dilaniante trasformarlo in amore per il prossimo. Quindi dare quindi il sostegno, e quindi sostegno in questo caso anche economico, che mi sono reso conto che come si erano messe le cose nei confronti di mia figlia e di Camilla, si parlava che erano fuori dalle strisce pedonali a 15 metri di distanza, che erano passate col rosso al semaforo, e dovevamo portare le prove, perché questo non era assolutamente possibile conoscendo mia figlia proprio da questo trauma del padre, aveva paura di morire sulla strada. Ed era quindi particolarmente prudente. Prudentissima, quindi la prendevano in giro i compagni di classe perché andava a cercare sempre le strisce pedonali per attraversare a 10 metri di distanza, si faceva magari 50 metri pur di andare a cercare le strisce pedonali, quindi non era proprio possibile. E quindi mi sono reso conto che proprio all'inizio Gaia e Camilla si stava mettendo male nell'udienza e gli stavano dando un concorso di colpa al 50%, e questo non l'avrei mai accettato, e grazie al nostro avvocato siamo riusciti a dimostrare che non era affatto così, che erano passate con il verde, il semaforo pedonale verde, e stavano esattamente sulle strisce pedonali, tant'è vero che Gaia e Camilla sono state colpite alla penultima striscia pedonale, quindi avevano quasi finito di attraversare. E insomma, anche da questo punto di vista è stato possibile fare chiarezza. Sì. Tornando a parlare della fondazione, voi avete tantissimi progetti, fate anche qualcosa che io personalmente credo sia qualcosa di straordinario, è quello di andare nelle classi, nelle scuole, a parlare di disabilità, sì, a parlare di sicurezza stradale. Vorrei che ci parlasse, ci spiegasse, Edward, cosa fate. So che lei porta le sue carrozzine in classe, le fa provare ai ragazzi, e che cosa vi dicono non solo i ragazzi? in classe, diciamo, noi le portiamo giù nel cortile, ovviamente con tutta la sicurezza stradale, quindi c'è la polizia municipale che ci scorta e la polizia stradale, e portiamo questi ragazzi di 13-14 anni, li facciamo mettere su queste sedie a rotelle che non vedono l'ora, perché per loro è tutto nuovo, e andiamo a scorazzare per i quartieri di Roma, soprattutto sui marciapiedi, e devo dire che c'è stato un grande riscontro, perché si parla di queste barriere architettoniche, abbattimento delle barriere, ma finché uno non sta su una sedia a rotelle non si renderà mai conto realmente quali sono le barriere architettoniche. E addirittura la barriera architettonica che hanno rilevato che gli ha colpito più di tutti è stata purtroppo la cacca dei cani, perché la cacca dei cani se la sono ritrovata sulle mani, perché noi spingiamo
spingiamo quindi la carrozzina, e questo cosa comporta? Che purtroppo contatto con la ruota, la mano a contatto con la ruota, si ritrovano le mani sporche. Questo naturalmente per un disabile è qualcosa di veramente difficile da portare avanti, nel senso che il disabile deve tornare a casa, imbrattare tutto il pavimento di casa, trovare il modo di smontare le ruote, lavarsele, per poi rimettere tutto questo e poi per pulire poi tutto il pavimento. Quindi è una cosa che veramente quasi una cattiveria, ecco, Lei ha parlato di barriere architettoniche, c'è ancora molto da fare? Beh, La disabilità sta negli occhi della società, diciamo forse? sì, che soprattutto ho visto e mi sono reso conto che la disabilità sta nella società. Ancora tutt'oggi, nel 2021, si parla di questo abbattimento negli alberghi e nei ristoranti. Non è cambiato nulla, nel senso che noi abbiamo ancora problemi, anche ad esempio su Booking, io non posso, dove ci sono i filtri, quindi noi dobbiamo mettere camere per disabili, eccetera, eccetera. Non serve a nulla, perché abbiamo riscontrato tutte le volte o che il maniglione è troppo alto o manca il maniglione, oppure manca il doccino o manca la sediola per la doccia, e quindi ci troviamo a non poter trascorrere una settimana la settimana bianca, ovunque ci dobbiamo sempre prima premunire con fotografie, quindi gran perdita di tempo, quando dovrebbe essere una cosa a livello nazionale. Cioè, se uno va su Google, va a vedere bagno per disabili, lì ci sono tutte le misure che bisogna portare, ma non riesco ancora a capire per quale motivo noi ci troviamo ancora in queste condizioni. Andrea, queste sono tutte iniziative, tante piccole gocce che però nell'ottica della prevenzione, se possono arrivare a dare più consapevolezza a chi vi ascolta, a chi appunto ha a che fare con la Fondazione Gaia von Freeman, sono fondamentali, se possono anche solo evitare un incidente, un evento di questo tipo. Quindi sono davvero tutte iniziative che hanno degli scopi ben precisi. Assolutamente sì, anche evitare un solo incidente è un successo enorme, perché dietro un incidente non c'è una sofferenza, ma c'è una sofferenza di una famiglia o più famiglie, e noi lo abbiamo visto anche nella classe di Gaia. Immaginate, per una classe di ragazzi del liceo perdere 2 compagni di banco, cioè si crea un vuoto anche in quei ragazzi. Infatti noi vorremmo anche essere vicini con l'assistenza psicologica anche nelle scuole, nelle classi di chi ha perso un compagno o in questo caso addirittura 2 compagne. Quindi sicuramente sì. E ci tenevo anche a dire un altro progetto che è appena partito a Roma e che puntiamo a breve di estenderlo anche in altre regioni, oltre che a livello regionale e laziale, che è quello dell'esoscheletro. Un progetto che lo chiameremo, perché sta partendo proprio in queste settimane, Camminiamo Insieme. Noi abbiamo a disposizione, la Fondazione offre a disposizione dei nostri assistiti disabili e mielolesi esoscheletri e operatori naturalmente per utilizzarli. Che cosa sono gli esoscheletri? Perché non tutti ovviamente lo sanno. È una tecnologia che nasce per aumentare le prestazioni fisiche dei militari, e però poi giustamente hanno detto ma sono delle gambe robotiche, allora utilizziamole anche, no? per far camminare le persone in carrozzina. E noi siamo partiti ormai, diciamo, tra qualche settimana dovremmo inaugurare il progetto, ed è una cosa meravigliosa. L'abbiamo già testato, Edward l'ha già fatto ed è una cosa incredibile, dà delle sensazioni fortissime a loro, che gli permette finalmente, magari dopo tanti anni, di ritornare in piedi, e ha dei benefit a livello circolatorio oltre che psicologico ai nostri assistiti, e quindi crediamo tantissimo in questo progetto e vogliamo estenderlo il prima possibile anche a livello nazionale. Oltre ai nostri assistiti devo dire che dà tantissimo anche a noi, perché vedere sembra un miracolo, ecco, vedere una persona in carrozzina camminare, muovere i primi passi, all'inizio con il supporto di stampelle, degli operatori, e poi sempre più sciolto, sempre più bravo a farlo da solo,
veramente sembra un miracolo. Speriamo anche che queste tecnologie progrediscano il più in fretta possibile per diventare sempre più intanto accessibili, perché hanno un prezzo oggi davvero tanto elevato, e anche più leggere, più maneggevoli per consentire proprio la libertà di queste persone. Per spiegare la presenza della fondazione qui nello stand di Fise Veneto e a Fiera Cavalli, dobbiamo raccontarvi anche di un altro importante progetto, che è il progetto Cavalli in Villa. Ne parleremo in particolare oggi pomeriggio a partire dalle 15, e vi invito a collegarvi proprio sulla pagina Facebook di Fise Veneto e di Ride TV per la presentazione in diretta di questo progetto. Il collegamento con la fondazione è proprio perché la fondazione sarà l'ente destinatario dei fondi che verranno raccolti durante le varie cene e gli eventi che verranno fatti proprio in relazione a questo progetto. È così, Andrea? Sì, è così, e siamo onorati di questo e ringraziamo Fise Veneto, Regione Veneto e anche la collaborazione che questo evento Cavalli in Villa riesce a fondere lo sport, l'amore per i cavalli, la cultura e l'amore per il prossimo, con il coinvolgimento della Fondazione Gaia von Freeman, che ha fortemente voluto Fabrizio Cecchin della Fise, a cui va il nostro ringraziamento, perché è davvero sensibile e vicino alle nostre finalità, lo ha dimostrato già in passato e ancora una volta siamo qui. Come si sostiene la fondazione, quindi come possiamo aiutarvi? La fondazione naturalmente nasce dal fondatore Edward von Freeman, che ha deciso di destinare una parte del patrimonio a queste finalità. Naturalmente questo non ci basta per riuscire a raggiungere le nostre finalità e soprattutto a estendere i nostri progetti a livello nazionale, e quindi faccio un appello proprio ai nostri ascoltatori, ai vostri ascoltatori, di sostenerci nella maniera in cui potete, e se credete che queste finalità meritino il vostro supporto. Edward, a lei, visto che siamo in chiusura, un'ultima battuta, un ultimo ringraziamento, un ultimo invito sembra banale, ma a prestare sempre la massima attenzione. Diciamo, la massima attenzione non è mai troppa, la prudenza non è mai troppa. Vedi quello che è successo a mia figlia, era molto prudente, ma purtroppo la maggior parte delle volte dipende dagli altri. Quindi ecco perché pure andare nelle scuole, cercare di sensibilizzare questi giovani, perché poi succede questo, che la maggior parte dei genitori regalano la macchinetta o il motorino, e da lì poi non c'è una sensibilizzazione, oppure magari detta da un padre o da una madre non ha il valore che magari può avere una persona già padre disabile che racconta la morte della figlia. Quindi questo ha un forte impatto con i ragazzi, e devo dire che hanno avuto anche i giovani sono come delle spugne, assorbono, proprio recepiscono tutto, e l'ho visto negli occhi di questi ragazzi. E soprattutto l'ultima volta ho fatto presente che bere alcolici porta sicuramente prima o poi a qualcosa di tragico. Il ragazzo aveva un tasso alcolemico di 1,4, vale a dire 8-9 bicchieri di vino e 2 di superalcolici. Questo, diciamo, porta a riflettere soprattutto con i ragazzi che vogliono bere, si vogliono fare grandi con le ragazze. Io ho bevuto 10 bottiglie di birra, quell'altro 11 e compagnia bella, non serve. Mettersi poi alla guida è qualcosa di veramente, è come andare in giro con la pistola col colpo in canna. E questo penso che, riflettendo un attimo, si potrebbe anche in qualche modo, con la sensibilizzazione, far capire che è bello anche bere, come magari in altri paesi. Per esempio, sono nato in Finlandia i ragazzi bevono a turno, nel senso che
su 5 ragazzi 1 non beve, gli altri 4 bevono, e il ragazzo che non beve, l'autista diciamo di quel giorno, accompagna tutti e 4 gli amici a casa. Questa sarebbe già una grande soluzione, da cercare proprio di farla sua, ecco, per ogni ragazzo che voglia divertirsi, perché È normale, è l'età, certo. giusto. Edward, le chiedo come sarebbe Gaia oggi, come se la immagina nel fiore della sua età? Ci ho pensato tante volte, ma io penso sempre una ragazza sempre molto molto sorridente, gioviale, e aveva tanta voglia, voleva entrare nel mondo della moda, e io penso che sicuramente Ci sarebbe riuscita. Ci sarebbe riuscita sicuramente. Comunque io la sento sempre vicino a me, questa che pure oggi doveva piovere ed è una giornata stupenda, solare, come lo era lei. Quindi tutti gli eventi che stiamo facendo ho riscontrato che tutte le volte, pure se c'erano previsioni negative, è uscito fuori il sole, quindi c'è sempre una speranza nella vita, mai battersi. E Gaia è sicuramente qui con noi oggi. Assolutamente. Grazie a Edward von Freeman e ad Andrea Cartoni Spinelli, rispettivamente fondatore e presidente della fondazione Gaia von Freeman. Grazie davvero di essere stati con me quest'oggi. Io vi do appuntamento, come vi dicevo, alle 15 puntuali sulla pagina Facebook di Fise Veneto e Ride TV per la presentazione ufficiale del progetto Cavalli in Villa. Poi scopriremo nel dettaglio di che cosa si tratta. Io ringrazio in regia Italo Angelo Morao e Alessandro Vianello per averci dato la possibilità appunto di entrare nelle vostre case, nei vostri cellulari, insomma dovunque voi siate. Grazie davvero e vi aspetto alle 15.